Una vita con il microfono in mano per raccontare i piccoli e grandi match del calcio, la sua passione sin da piccolo. Una passione che per Renato Scanu, l'inviato speciale dei campi di periferia dell'isola, ai templi del calcio del Santiago Bernabeu e dell'Old Trafford, neppure la SLA, quella bestia maledetta della sclerosi laterale amiotrofica, è riuscita ad intaccare. Una passione che, seppur costretto su un letto, continua ad alimentare grazie ad un lettore ottico e un sintetizzatore vocale con le sue radiocronache giornalistiche. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa sociale, che mette in relazione, ha dichiarato, il mondo del giornalismo con quella che io chiamo bestia maledetta, una malattia che blocca il mio corpo ma non la mia mente, sempre speranzosa di poter tornare al lavoro. La radio è sempre stata il mio grande amore, in 30 anni mi ha dato infinite gioie. E sorrisi e abbracci gli hanno riservato in tanti venerdì pomeriggio in occasione del corso di formazione SLA e Sport, due mondi opposti ma connessi, tenutosi all'U-Hotel di Carbogna, dove i giornalisti, quando si è affrontato il tema dell'organizzazione come veicolo per affrontare la malattia, hanno portato le loro testimonianze. Organizzato dall'Unione Stampa Sportiva Italiana con la collaborazione dell'USI Nazionale, dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna e dell'Associazione Sturtruppen, l'evento ha puntato i riflettori sul delicato tema della SLA e dei suoi intrecci con il mondo dello sport, in particolare con il calcio. Tanti gli aspetti trattati durante il seminario aperto dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Francesco Birocchi, da Mario Frongia, consigliere nazionale USI, e Paolo Mastino, presidente USI Sardegna. All'incontro hanno dato il loro contributo anche gli interventi di Viviana Lantini, primario del pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbogna, Don Cristian Liliu, parroco della parrocchia di San Ponziano a Carbogna, il giornalista Vittorio Sana e ospite d'eccezione Salvatore Cascio, protagonista del film Nuovo Cinema Paradiso, che ha parlato della sua malattia, la retinite pigmentosa che lo sta rendendo cieco. Tra gli ospiti anche i ragazzi della Special Olympic di Carbogna. A Renato Scano sono state consegnate poi una pergamena come socio onorario dell'USSI e una maglia personalizzata del Cagliari Calcio, oltre che altre targhe a ricordo di una giornata speciale.